Eccoci qua nuovamente live dalla Biagio Pirina di Arzachena per darvi conto di questa gara amichevole tra la formazione di Mister Giorico e quella del tecnico Ivan Cirinà. È tutto pronto per il fischio d'inizio. Sarà con me qui a darci una mano l'ufficio stampa dell'Arzachena, Roberto Ligioi. Ciao Roberto. Buon pomeriggio a tutti i tifosi torresini. E anche a quelli di Arzachena che magari non sono qui per assistere a questa gara che è iniziata proprio in questo istante. Quindi puntuali alle 17. Abbiamo detto, le formazioni le abbiamo già date nel precedente collegamento. Vediamo nuovamente Arzachena che scende in campo con Cancelli, Russu, Arboleda, Bonacquisti, Sbardella, La Rosa, Casini, Lisai, Bertoldi, Nuvoli e Sanna. Roberto, prima di dare nuovamente quella della Torres, io intanto ti chiedo un po' di questa formazione dell'Arzachena. Abbiamo detto ci sono anche tanti ex in campo, formazione che ha soprattutto magari nella parte d'attacco veramente un motore propulsivo notevole. Andrea Sanna viene da tante stagioni al top e chiaramente quest'anno si presenta nuovamente in Serie C dopo l'esperienza a Savona e ha tanta voglia di far bene. Chiaramente qua l'ambiente lo aspetta, ma l'ambiente aspetta tutta la squadra, la sta seguendo con passione sin dall'inizio della preparazione, anche consapevole della difficoltà del campionato che si andrà a affrontare, perché la Serie C, come finalmente si richiamerà quest'anno, non è la quarta serie. Certo, abbiamo detto sì, nel precedente collegamento ho detto Serie D, in realtà è Serie C, squadra naturalmente quella dell'Arzachena che arriva da un campionato appunto importante. Ci sono stati anche degli innesti però, innesti che conosciamo, ad esempio come quelli di Riccardo Casini e di Giancarlo Lisai, che sono proprio due ex rossoblù che hanno fatto benissimo, dobbiamo dire, nella penultima stagione con la Torres 2 anni fa, e che sono arrivati qui ovviamente per dare una mano a Mister Giorico. Sì, certo, si sono inseriti subito nell'intelaiatura come tutti gli altri. Tra l'altro poi Mister Giorico è un maestro nel creare l'ambiente giusto. Lisai e Casini poi a Sassari li conoscete bene, non c'è niente da inventare, no? Parlando di loro. Casini diciamo che molto probabilmente giocherà come uomo di equilibrio a centrocampo. Lisai ha doti di fantasista maggiormente rispetto a Casini, e comunque sono due giocatori che si stanno integrando benissimo. Tra l'altro Lisei ha fatto il gol della bandiera nel derby Colombia in Coppa Italia. Esatto, quindi insomma è andato già in rete. Adesso assistiamo intanto a questo calcio d'angolo e poi parliamo della formazione della Torres. C'è Sarrizzu dalla bandierina, quindi Torres in avanti, schema per il giocatore che serve, tra l'altro ne è arrivato Lococo, che è arrivato proprio ieri, Gaetano Lococo, bomber palermitano molto conosciuto nei campi del sud Italia, dove ha militato in tantissime squadre. E adesso parte proprio palla al piede Lisai, che prova a servire Sanna, viene intercettato il pallone da Minutolo, palla per Caterisano all'indietro, ancora per Minutolo, ma ruba palla Sanna e serve in avanti Bertoldi, intervento di Caterisano in area, e c'è Selva però ad agguantare il pallone. La Torres schiera tra i pali un altro nuovo arrivato, che è Enrico Selva, giovane portiere che tanto ha fatto bene in questi anni, nonostante appunto la giovane età. Ha fatto un campionato l'anno scorso in eccellenza con il Tergu da titolare, giovanissimo, e in panchina ci sono gli altri due portieri, il conosciutissimo Tore Pinna e l'altro giovane Antonio Secchi, che ha fatto il secondo nella scorsa stagione. Penso che Tore Pinna comunque sia un maestro per qualunque giovane portiere venga a lavorare con lui, no? Penso di non scoprire niente. No, sicuramente è importante per questi due giovani potersi allenare con Tore. Qua c'è un fallo su Lisai, esatto, un fallo su Lisai, ci sarà un calcio di punizione nei pressi proprio del limite dell'area. Ricordiamo invece che nell'Arzachena non c'è il portiere Ruzzittu, che reduce forse da un piccolo infortunio, comunque è fermo. Un piccolo risentimento alla spalla, quindi per precauzione Mister Giorico ha ritenuto di tenerlo a riposo. Vi dico nuovamente la formazione della Torres che scende in campo con Selva, Pitta, Spanu, Scioni, Minutolo, Caterisano, Sarrizzu, Acosta, Lococo, abbiamo detto il neo arrivato, poi Cocco e Pintori. Sono proprio Selva, Spanu e Pintori i tre fuori quota della formazione rossoblù, allenata da mister Ivan Cirinà.
è rimasto a terra forse un giocatore dell'Arzachena, proprio Lisai, e ci sarà questo calcio di punizione dal limite. Roberto, abbiamo detto di questa stagione che sarà difficile sicuramente per l'Arzachena, ma devo dire che è stata allestita una squadra all'altezza. Non si dice mai quali sono le ambizioni, perché è sempre meglio volare un po' più bassi, però diciamo che l'entusiasmo si crea poi durante l'anno. Cioè, l'obiettivo non può che essere la salvezza, e questo non è un non mettersi la maschera, perché diciamo ci sono rose molto competitive. In Lega Pro ci sono budget da 10 milioni di euro, esatto, che chiaramente le nostre realtà non possono sopportare. Di conseguenza la dirigenza si è mossa con cautela e con oculatezza, cercando di formare una squadra che possa mantenere la categoria. Intanto seguiamo questo calcio di punizione di Nuvoli, e c'è il gol. Nuvoli al sesto minuto mette dentro una palla, devo dire, non è Nuvoli, forse? La Rosa, sì, esatto. Gol di La Rosa dunque al 6° minuto per l'Arzachena, su calcio di punizione, devo dire perfetto. Selva ci ha provato, ma era molto angolato il tiro di La Rosa. C'è l'applauso tra l'altro anche dei tifosi della Torres che sono arrivati qui per assistere a questa amichevole, che sono voluti esserci per vedere un po' in campo. C'è tanta fame di calcio, voglia di vedere questo campionato. Ho seguito su internet le immagini della presentazione, obiettivamente fa piacere che si sia riuscito a ricreare lo spirito torresino, no? Che è fondamentale per una città come Sassari, dopo le note vicissitudini che hanno accompagnato gli ultimi anni delle vicende rossoblu. Certo, è stato un momento importante quello della presentazione, perché ha sancito un po' anche nuovamente la vicinanza del popolo della Torres, che ha veramente tanta fame di campionato, non vedono l'ora che inizi proprio ufficialmente, quindi sono venuti venire anche a vedere questa gara amichevole contro una squadra ovviamente molto forte, quindi un test probante anche da questo punto di vista. Intanto esce Selva fuori dalla sua area, però il pallone rimane lì. Ci prova Bertoldi dalla distanza, la porta vuota, ma la palla sorvola la traversa, quindi nulla da fare. Ricordiamo, l'Arzachena sta vincendo 1-0, gol su calcio di punizione di La Rosa al 6° minuto del primo tempo, dopo che c'è stato mi sa che Lisai è uscito, se è lui quello che vedo a bordo campo? No, non è lui. E allora stessa formazione, Lisai è ancora in campo, sì, perché c'era stato quello dei Casini forse, o no? No. È un giocatore della panchina. Quindi stesse formazioni, non ci sono stati cambi, abbiamo detto. Vi dico anche chi sono i giocatori in panchina, a disposizione dei due tecnici. Per mister Cirina, Pinna, Ruggero, Borrielli, Piga, Palmisano, Pirotto, Galante, Fideli, Usai e Secchi. Ci sono veramente tutti, anche Fideli, che ancora non si è aggregato ufficialmente al gruppo per motivi di lavoro, quindi oggi è in panchina e vediamo se potrà essere utilizzato da mister Cirina. Per l'Arzachena a disposizione Esposito, Gargiulo, Ranucci, Peana, Maestrelli, Aiana, Taufer, Curcio e Vano. Sostiamare, sì, anche questo ultimo acquisto, insomma, è stato uno dei primi acquisti della campagna estiva. L'anno scorso ha fatto 15 reti in Serie D con lo Stiamare, un attaccante possente di 1,95, dotato anche tecnicamente, con Sanna, Bertoldi e Curcio costituiscono una batteria avanzata discreta, diciamo, per la categoria. Si spera che sia poi allo stato dei fatti più che discreta, perché certo, sappiamo che senza i gol non si riesce, non si va da nessuna parte, e anche se molti dicono che si parte sempre dalla difesa poi per costruire i grandi gruppi, è bene non prenderle, però. Sì, è chiaro, da questo punto di vista mister Giurico è un maestro, esatto, esatto. Anche a Sassari se ne sanno qualcosa. Certo, insomma, ha lasciato un ottimo ricordo a Sassari. Infatti è sempre, insomma, ben voluto quella squadra che vinse quel campionato, insomma, è stata molto applaudita, quel gruppo importante dove c'era tra l'altro Andrea Sanna, esatto, dove c'era proprio Andrea Sanna, uno dei protagonisti di quella stagione, e devo dire che è migliorato ulteriormente ancora dopo quella stagione, dove fece bene ma è esploso davvero letteralmente dopo. Sicuramente l'anno scorso ha dimostrato veramente di essere un giocatore fatto da sotto tutti i punti di vista, proprio anche come convinzione personale. Ecco, voglio essere reso conto. Ecco, c'è il colpo di testa, c'è il raddoppio. Corner di Nuvoli e colpo di testa di Sbardella. Quindi al 9° minuto Sbardella raddoppia
per l'Arzachena di testa, con la corner di Giuseppe Nuvoli. Testa era sul secondo palo, Sbardella, testa da distanza molto ravvicinata, impossibile per Selva. E dunque 2-0 Arzachena quando sono trascorsi 10 minuti nel corso di questo primo tempo, con due difensori centrali. Ricorda Roberto Ligioi che è qui con noi, ufficio stampa dell'Arzachena, per commentare questa gara che ovviamente è importante per dare degli spunti a entrambi i tecnici in questo precampionato, e in vista anche per la Torres della prima gara ufficiale che sarà la Coppa Italia il 3 settembre contro il Sorso. E comunque, a quanto si legge, anche la Torres sta provando a costruire una rosa interessante, importante per il campionato d'eccellenza. È stato adesso questo percorso ancora non terminato, perché è arrivato proprio ieri l'attaccante Lococo forse a completare, ancora non sappiamo se sarà completato ulteriormente questo gruppo, che è formato da tanti giovani, forse possiamo dire tra i migliori giovani del panorama del territorio, perché sono stati scelti i ragazzi che stavano facendo bene. È importante avere dei fuori quota all'altezza anche nel campionato d'eccellenza. Ricordo l'anno scorso, quando ho avuto piacere di conoscere il presidente della Torres qua in tribuna, una delle ultime partite, era venuto a osservare il Città di Castello che giocava contro l'Arzachena, e avevo visto già lui un entusiasmo sano, che poi penso sia quello che sia fondamentale, soprattutto che poi la città sia in mani sassaresi, che questo è fondamentale. In ogni realtà dovrebbe essere così, compatibilmente anche con le potenzialità economiche, ovviamente. Certo, il presidente Secchi, che ha preso in mano l'anno scorso in corso d'opera una stagione che sembrava destinata a finire veramente in maniera misera, è riuscito attraverso prima una sponsorizzazione e poi con un aiuto concreto alla dirigenza, e poi da quest'anno proprio in sella come presidente di questa nuova Torres, di questo nuovo corso della Torres. Stiamo parlando di un sassarese e di un torresino sicuramente, insomma su questo possiamo mettere le mani sul fuoco. Sappiamo bene della sua passione, del suo entusiasmo, e credo che i tifosi l'abbiano anche percepita abbondantemente. E poi un po' lo stesso discorso che c'è qua a Arzachena, la dirigenza è completamente smeraldina, quindi attaccata ai colori sociali. Attenzione. E questa è una garanzia ovviamente se non di successo, perché poi il successo dipende sempre anche dalle avversarie, da quello che succede, però è una garanzia di pulizia, di trasparenza, di intenti sani. Certo, intenti sani, hai detto benissimo. Ti stavo interrompendo semplicemente perché c'era un'azione in avanti dell'Arzachena velocissima, con una triangolazione che si è fermata, anzi è stata fermata al limite dell'area dalla difesa rossoblù, che ha nei due centrali Caterisano e Minutolo. Anzi, adesso perde palla Pitta, la recupera nuovamente, palla al centro per Giovane Spanu sulla sinistra adesso. La coppia di centrale, abbiamo detto Minutolo e Caterisano, che sono i due centrali dell'anno scorso del Tergu, che sono arrivati alla Torres insieme per formare questa nuova coppia qui a Sassari. Gli esterni, abbiamo detto, sono Pitta e il giovanissimo Spanu, Vittorio Spanu, sennorese, di cui si parla un gran bene, giovane, vediamo, dovrà reggere tra l'altro una bella pressione, perché giocare nella Torres così giovane non è facile. Acquedotto, che io lo chiamo sempre Acquedotto, esatto. Anche se poi Vanni Sanna è veramente un signore del calcio, è stato un signore del calcio. Giocare all'Acquedotto ha sempre una pressione particolare, no? Perché, lo dà ai più grandi, immaginiamoci ai più giovani. Sì, quindi anche per Spanu, così come per Selva e come per l'altro giovane Pintori, che è l'attaccante che si trova proprio al centro tra Sarrizzu da una parte e Lococo, che invece è sistemato un po' più avanti, e Cocco che invece gli sta a fianco. Bisogna vedere soprattutto questi movimenti di questi giocatori, se riuscirà il mister Cirina a uliarli anche in breve tempo, perché poi iniziano gli impegni ufficiali. Abbiamo visto la Torres già Tra l'altro anche Ivan Cirina è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, predilige sempre il gioco al risultato, poi il risultato è una conseguenza del gioco. E io penso che questa, modestamente,
per quanto posso capirne, sia stata una scelta molto oculata da parte della società. Sì, insomma, perché bisogna anche, è vero, fare il risultato, però davanti a un pubblico esigente bisogna anche far vedere il gioco, ecco, perché insomma. E intanto riparte l'Arzachena ancora con Lisai che ha campo libero per mettere sulla sinistra, però c'è un fuorigioco fischiato dall'arbitro, anche se non c'è il suo assistente a dargli supporto, però l'arbitro ha visto un fuorigioco. Chi era il giocatore sulla sinistra? Bertoldi, perché non ci sono i numeri, quindi facciamo un po' fatica, perlomeno io faccio un po' fatica, ma abbiamo il nostro amico Ligio che ci dà conforto. Velocissimo Lisai, ci sembra molto in forma il giocatore, che si trova proprio lì al centro, a ridosso delle punte, dietro le 2 punte, a smistare i palloni. Ricordiamo il risultato dopo un quarto d'ora dall'inizio di questa gara amichevole tra Arzachena e Torres. L'Arzachena sta conducendo 2-0 con i gol di La Rosa e Bertoldi, se non ricordiamo male. No, La Rosa e Sbardella. E Sbardella, sì. Esattamente. Sbardella numero 5, Bertoldi numero 9. E ancora però l'Arzachena in avanti, questa volta sulla fascia destra. Arboleda palla in avanti, questo è fuorigioco ancora una volta. Bertoldi in avanti oltre la linea dei difensori. Dunque si riparte con un calcio di punizione a favore della Torres. Prova a impostare Minutolo per Pintori, anzi per Lococo che si gira, serve all'indietro Acosta. Pintori, Acosta, ancora Lococo, si trova un po' lontano dalla porta adesso. Scioni mette in movimento Pitta sulla destra. Pitta ancora per Sarrizzu, sempre sulla destra, prova l'1-2 con Cocco, Fabio Cocco, ex capitano storico delle Annorese. Un giocatore vero anche Cocco, in questa categoria adesso penso che possa fare la differenza Cocco, poi è sempre uno che ha sempre dimostrato carta che canta, no? O sbaglio? Giocatore sicuramente che ha grande esperienza e grande intelligenza, direi calcistica, grande talento, ed è venuto alla Torres con tanto entusiasmo. Intanto seguiamo questo ancora un calcio d'angolo battuto da Sarrizzu, palla bassa, viene messa fuori dalla difesa da Buonacquisti, difesa dell'Arzachena, prova a recuperare palla Cocco, un rimpallo invece favorisce l'Arzachena, palla in avanti ma c'è Spanu, rinvia male Spanu, si adira Cirinà questo rinvio di Spanu che serve volontariamente ancora l'Arzachena, palla lunga a cercare i giocatori smeraldini, ma c'è in anticipo Vittorio Spanu che serve a Costa, ancora Spanu in avanti, prova a servire Cocco, non ci arriva Cocco, palla ancora per Acosta, mette in mezzo, troppo lento qui Scioni, non ci arriva e allora riparte l'Arzachena, palla per Sanna, all'indietro per Casini, Casini guarda i suoi compagni, Bertoldi servito in questo momento, troverà il cross in mezzo, viene messo fuori da Minutolo. Sarrizzu prova a partire sulla destra, è velocissimo Sarrizzu, vediamo se riuscirà a liberarsi di tutti questi avversari, ne supera uno ma non il secondo, alla fine ottiene un fallo laterale, molto rapido Sarrizzu sulla sua fascia. Vediamo da questo palla laterale, ancora Sarrizzu, viene però anticipato Pitta, prova a ripartire l'Arzachena, ruba ancora la palla però la Torres, palla però che finisce nuovamente tra i piedi di Lisai, la perde nuovamente, un batteribatti proprio davanti alla panchina della Torres e poi pallone lungo a trovare nessuno perché i giocatori erano tutti nella propria metà campo, quindi può ripartire ora la Torres con Caterisano sulla sinistra per Spanu, in avanti non ci arriva però Lococo che è stato spostato sulla sinistra forse in questo tridente di mister Cirinà con Fabio Cocco in mezzo, Lococo è invece a sinistra e Sarrizzu a destra. Riesce ancora la Torres però a bloccare l'iniziativa della Arzachena, riparte poi ancora con il suo centrale difensivo, dà indicazioni mister Cirinà. Ancora dobbiamo dire, pensando anche alla scorsa amichevole, la Torres non è andata ancora in gol, quindi stiamo attendendo il primo gol delle amichevoli della formazione rossoblù. Chissà se sarà l'ultimo arrivato Lococo, che ha al suo attivo tra l'altro un curriculum con tanti gol, se sarà lui
anche perché nell'amichevole scorsa contro il San Teodoro ha avuto una grossa occasione Fabio Cocco su rigore, ma c'è stata la bella parata e se vogliamo dire forse ha sbagliato lui. Vabbè, come ieri Farias con Buffon, non lo so. Non si sa chi ha sbagliato. Intanto c'è un inserimento di Lococo, ma è troppo lungo il pallone di Sarrizzu, che però insomma gli fa il segno dell'ok. Ci è arrivato prima il portiere, un millimetro più lungo il pallone, non ci è arrivato Lococo. Ci prova dunque la Torres, però l'Arzachena quando parte davvero si crea degli spazi. Adesso palla sulla destra, però è in anticipo Selva che esce bene e riesce a superare, anzi ad anticipare l'attaccante esterno dell'Arzachena. Vi ripeto, dopo 20 minuti la formazione smeraldina sta conducendo per 2-0 sulla Torres, questa amichevole di precampionato qui al Biagio Pirina. Riparte l'Arzachena con Casini, intanto si alza Torrepin e viene salutato anche dal pubblico di casa, ovviamente conosciutissimo e amato, dobbiamo dire forse in maniera trasversale. Tanto parte la Torres con Fabio Cocco alla sua destra, Sarrizzu lo serve, Sarrizzu entra in area, Sarrizzu prova a mettersela sul sinistro ma perde palla con Sbardella che lo ferma. Adesso Bertoldi parte e lo insegue Sarrizzu, ma si libera del pallone per Buonacquisti. L'Arzachena prova, intanto aspetta i suoi compagni. Buonacquisti, palla in avanti a cercare Nuvoli, forse Nuvoli per adesso Lisai, ancora palla all'indietro, si riparte dalla difesa. Casini, palla lunga, ma c'è Pitta in anticipo, riesce Pitta a portarsi il pallone sulla destra e servire in avanti Cocco, che adesso si trova lui sulla fascia destra mentre Sarrizzu è un po' più indietro. Non riesce Fabio Cocco a portarsi il pallone in avanti, però forse è uscita la palla e quindi ci sarà una rimessa laterale a favore della Torres, proprio davanti alla panchina della formazione rossoblu, dove c'è mister Ivan Cirina in piedi a dare indicazioni ai suoi. E allora Pitta che procede alla rimessa, cerca compagni in movimento. Pitta serve adesso Fabio Cocco no, circondato, non riesce Cocco a liberarsi del pallone, ma poi subisce fallo e dunque ci sarà calcio di punizione in favore della Torres quando siamo al 22esimo. Campo c'è caldo, Roberto, oggi qui è una giornata davvero caldissima qui all'Arzachena, quindi sicuramente insomma, un po' pesante anche per le squadre che sono reduci sicuramente dalla preparazione, dunque non con le gambe leggere. Ecco. Sì, sicuramente anche l'Arzachena sta continuando a fare doppie sedute, quindi voglio dire, quella è la stagione, la preparazione è questa, quindi il momento è questo, insomma. Il momento è questo e quindi bisogna fare di necessità virtù, come si dice, no? Infatti ma molti giocatori sicuramente non faranno tutta la partita, si farà magari soltanto un primo tempo con queste formazioni, vedremo quali saranno i cambi poi decisi da mister Cirina. Intanto c'è stato un calcio di punizione battuto da Sarrizzu troppo lungo per tutti e la palla si è persa sul fondo. Adesso riparte Lisai, che invece ci sembra con le gambe molto leggere, parte sulla sinistra Lisai si ferma, serve all'indietro Casini prova vie centrali ma non passa, intervento di Minutolo. Ruba ancora palla però l'Arzachena, che ancora finisce tra l'altro tra i piedi di Lisai si ferma un attimo sulla sinistra. Russo e Bertoldi prova il cross in mezzo all'area ma mette fuori la difesa rossoblu, insiste però l'Arzachena. Ancora Nuvoli per Casini perde palla però la recupera Sarrizzu che riesce a servire Lococo, si gira Lococo, mantiene il controllo del pallone, bellissimo il controllo e anche il servizio di Lococo per Sarrizzu prova, ma viene raddoppiato il giocatore rossoblu, pallone però viene messo fuori da Nuvoli, dunque sarà rimessa laterale per la formazione rossoblu. Intanto iniziano a cantare anche i tifosi giunti qui all'Arzachena per assistere a questa gara amichevole in questo pre-campionato. Acosta adesso, ruba palla, Acosta, Scioni, ancora Acosta, Cocco, due su di lui, perde palla Cocco,
Elisai che torna spessissimo a dare manforte ai suoi, è molto generoso anche in questa occasione. Elisai che vediamo spesso in avanti ma anche molto spesso indietro. È un po' una posizione che Mister Girico gli ha assegnato sin dalle prime amichevoli, questa di giocare diciamo tra i 2 tre quarti praticamente. Sicuramente molto dispendiosa, perché adesso lo vediamo proprio in avanti. Intanto c'è un tentativo e comunque poi è in fase di netto miglioramento dal punto di vista fisico, come hai detto giustamente tu, e poi tecnicamente Elisai non si discute. Lo conosciamo. Intanto abbiamo visto un tentativo del difensore esterno dell'Arzachena, pallone terminato alto però sopra la traversa alla porta di Selva, ancora Arzachena però in avanti con Sanna, riesce però Minutolo a fermarlo. Sicuramente di esperienza i due centrali e anche di fisico, i due centrali rosso-blu, però abbiamo detto hanno di fronte davvero un fronte offensivo notevole, con la velocità tra l'altro anche di Sanna e le invenzioni di Elisai che spesso riesce a mettere i giocatori a tu per tu con il portiere. Li vediamo molto affaticati tutti, dobbiamo dire che non sono passati solo 26 minuti, l'Arzachena sta conducendo 2-0 ma il caldo sicuramente si fa sentire. Qui c'è un fallo fischiato il giocatore di casa e ci sarà calcio di punizione per la Torres. Siamo a metà campo, se ne incarica proprio Minutolo, poco oltre la linea di metà campo, si allontana Elisai. Vediamo se Minutolo sceglierà l'esterno oppure no, vicino a lui Acosta, gli restituisce il pallone Acosta, rischiano un po' i giocatori rossoblu. Acosta poi si gira per Caterisano, in avanti per Cocco che va a cercare il pallone ma viene anticipato e perde palla, proprio un anticipo di La Rosa perfetto sul pallone, quindi niente da fare per Cocco. La palla ancora per il portiere dell'Arzachena che la perde però in questo momento, della consegna proprio a Sarrizzo solo davanti al portiere ma para Cancelli, un errore di Cancelli che però subito si rifà perché Sarrizzo solo davanti a lui ha provato di sinistro a colpirlo ma è stata veramente una grande parata, un grande errore ma poi una grande parata. Esatto. Adesso riparte l'Arzachena da questa parte con Russu che andrà sul fondo, palla in mezzo per Sanna, ancora Sanna cerca di girarsi e poi conquista un calcio d'angolo. Era difficile per Sanna poter tirare, crossare e fare qualsiasi cosa, ha scelto di ottenere il massimo, cioè un calcio d'angolo. Cancelli davvero ottima la sua parata su Sarrizzo che si è trovato a tu per tu e non ha angolato abbastanza. Da calcio d'angolo intanto Nuvoli, attenzione, palla in aria, mette fuori Lo Cocco che è tornato ad aiutare i suoi in difesa, la recupera poi Casini, mette all'indietro, ancora Casini che riceve nuovamente palla, lancio sulla sinistra, Pitta prova a contrastare, palla in aria però c'è ancora la testa di Minutolo che sui palloni alti è sempre presente. Cocco non riesce a tenere il pallone in mezzo al campo, forse non sta benissimo. Cocco fa accenno con la testa a mister Cirina che non ce la fa e ci sarà quasi sicuramente un cambio, che vediamo Cocco che sta dirigendo verso la panchina. Intanto dall'altra parte l'Arzachena in avanti, c'è la parata di Selva sulla conclusione di Bertoldi. Conclusione anche potente di Bertoldi ma Selva riesce ad evitare il terzo gol. Tanto si alza tutta la panchina dell'Arzachena per andare a scaldarsi, mentre si era già alzato e sta scaldando con Bobo Gaspar, preparatore dei portieri, Torre Pinna. Vediamo se, non abbiamo visto se Cocco è uscito, Fabio Cocco, o se è rimasto in campo, vediamo un po', perché ha fatto cenno con la testa al tecnico di non riuscire, è uscito, non c'è stato un cambio però. Fideli. Vediamo un po', esatto, è entrato Fideli al posto di Cocco, un po' a freddo perché probabilmente non doveva entrare in questo momento. Fideli che non è ancora aggregato ufficialmente al gruppo, nel senso che non si è ancora allenato con la squadra.
non sappiamo quanti minuti ha nelle gambe, però è dovuto entrare necessariamente per l'infortunio, anche se ci è sembrata cosa non molto grave, sicuramente non grave, di Cocco, che ha sentito un dolore ed ha chiesto al tecnico di uscire. Ma quindi Fideli in campo, Marco Fideli al suo secondo anno con la Torres, giocatore anche qui ovviamente conosciutissimo. Ha fatto 2 anni anche qua a Arzachena, un bravissimo ragazzo, sicuramente. Attenzione, ecco Bertoldi che supera il portiere, palla in mezzo e Minuto lo riesce a sventare davanti alla porta vuota. Ancora un'occasione alla mezz'ora per l'Arzachena. Dicevamo, insomma, Fideli conosciutissimo giocatore da queste parti. Sì, sicuramente, no, ma poi penso che in eccellenza possa far valere la sua velocità, la sua voglia di fare. È molto generoso, poi il popolo toresino ha potuto conoscerlo anche l'anno scorso, no? Esatto. Pur in una stagione disgraziata, però penso che sicuramente non gli si può dire che non sudi la maglia. Ecco, no, infatti no, ci ha provato anche lui come gli altri l'anno scorso a fare il massimo per evitare la retrocessione. Intanto c'è un fallo di Scioni su Lisai, chiede subito scusa. Scioni ha preso da dietro, anche se cercava il pallone Scioni, e va a terra Lisai, rimane a terra. Intanto gioco fermo, quando abbiamo detto abbiamo superato di pochissimo la mezz'ora. L'Arzachena conduce 2-0. Una gara comunque gradevole. Sì, soprattutto tenendo conto della temperatura, che in campo è sicuramente superiore ai 30 gradi. Le due squadre stanno cercando di manovrare, cercare gli automatismi, che è poi quello che devono fare. Penso che gli allenatori possano essere soddisfatti a questo punto di vista. Poi i centimetri si riusciranno a trovare col passare del tempo, no? Direi l'amalgama, come si chiama, come viene chiamato spesso. E comunque insomma sono i tempi giusti anche di raccordo tra i reparti, perché quando si tratta di squadre, ad esempio come la Torres, totalmente rinnovate, è la cosa difficile anche insomma trovarsi, conoscersi anche in campo, ecco, oltre che fuori. Sicuramente anche l'Arzachena ha molti più giocatori nuovi che confermati, quindi sono stati solo 7 confermati, quindi quel problema ce l'ha anche l'Arzachena, che comunque ha più tempo, si allena dal 25 luglio, quindi ha avuto più tempo per conoscersi e obiettivamente col passare delle amichevoli stiamo vedendo che gli automatismi stanno trovando, i giocatori si cercano e si vedono anche con la coda dell'occhio, e questo quindi fa ben sperare per il grande esordio di Arezzo, che sarà una data storica per l'Arzachena domenica prossima. Grande esordio, dici bene, è data storica per l'Arzachena. Che squadra è l'Arezzo? L'avete già qualche notizia? L'Arezzo c'è Moscardelli che si presenterà solo. Una squadra che ha una sua tradizione, sicuramente ambizioni superiori alla salvezza, che sono le ambizioni dell'Arzachena. Quindi poi quando è uscito il calendario mister Giurico giustamente ha detto per noi una vale l'altra, perché se si tiene conto di quello che pensano gli addetti ai lavori, l'Arzachena viene praticamente snobbata, neanche se ne parla dell'Arzachena. Magari è meglio così. È meglio così, perché poi tanto per l'Arzachena tutto quello che viene è oro colato. Quindi. Certo. Insomma è l'atteggiamento che ha sempre avuto mister Giurico anche negli altri campionati, in altre categorie, quelle di non esporsi mai troppo, ecco, perché insomma poi è giustamente come hai detto tu, tutto quello che arriva è in più, e dunque forse l'atteggiamento corretto. Intanto si è alzato Lisai, noi stavamo parlando perché il gioco era fermo qui. C'è stato questo infortunio di Lisai, che però si rialza fortunatamente, si abbracciano insomma con Scioni, gli ha fatto un fallo un po' duro, sicuramente non cattivo, alla ricerca del pallone. Scioni ha preso anche il piede, comunque si rialza Lisai, un po' sofferente, ma riprende il gioco. Palla adesso buttata un po' in avanti per la Torres, che prova a salire con tutti i suoi effettivi. La Rosa per Sbardella, dialogano i due centrali, con la Torres adesso molto alta, tiene la linea difensiva molto alta, prova Sarrizzo a rubare palla, ci riesce invece Pitta. Scioni, Pitta perde però la palla a Pitta per via verticale, la recupera nuovamente Scioni, ancora Scioni, fallo qui di Lisai su Scioni. Qui c'è brutto gesto tra due giocatori su un fallo tra i due. C'era un calcio di punizione per la Torres, sono scaldati un po' gli uomini inutilmente.
sono scaldati gli animi inutilmente, insomma una gara amichevole, non è il caso. Tra l'altro giocatori che credo si conoscano anche bene. Sì, sicuramente. Magari può essere un residuo del fallo precedente, esatto. Però obiettivamente per il tono della partita è fuori luogo. Fuori luogo. C'è il cambio. Il mister Giorico vuole evitare guai peggiori. Tra l'altro era entrato in campo anche Pinna, che adesso vediamo tra i pali Tore e Pinna al posto di Selva. Quindi entra in campo Pinna. Riprende il gioco. Hanno sbagliato tutte e due. Qui ad Arzachena. Tutte e due hanno sbagliato. 2-0 della formazione smeraldina sulla Torres. Ci sono stati 2 cambi, intanto Roberto chi è entrato al posto di Lisai? Vano per Lisai. Vano è l'autore di questo cross, giocatore molto alto che abbiamo imparato a conoscere anche insomma, con lo Stiamare, molto riconoscibile. E abbiamo detto Tore Pinna che ha preso il posto di Selva tra i pali in questo finale, anzi mancano ancora 10 minuti per terminare il primo tempo, non è cambiato il risultato. Palla lunga di Tore Pinna per cercare Fideli, viene anticipato però Marco Fideli dalla Rosa. Riprende con una rimessa laterale la Torres sulla sinistra, cercare Fideli però perde palla, poi la recupera nuovamente, ancora la Torres che ottiene un altro fallo laterale. Prova a guadagnare metri la formazione rossoblu che ha avuto forse un'occasione clamorosa con Sarrizzu. Sull'errore di Cancelli e poi Cancelli è riuscito a farsi perdonare per quell'errore. Comunque Sarrizzu si poteva trovare pronto, aveva concluso anche bene, è stata una prodezza di Cancelli, non è stato un errore di Sarrizzu. Quindi una bella occasione per la Torres non sfruttata, e intanto si è alzata anche tutta la panchina rossoblu per il riscaldamento. Sicuramente sarà a giocare i 3 portieri, no? Praticamente. Beh sì, ci saranno tanti cambi, abbiamo detto, non solo per il caldo ma anche perché insomma in amichevole si alternano le formazioni anche per far rifiatare dopo. Abbiamo detto una preparazione importante. Certo. Arzachena ancora in avanti adesso. Sì, con Bonacquisti, Capitan Bonacquisti che tocca indietro per la Rosa allarga per Arboleda sulla fascia destra, ancora il colombiano che tocca centralmente ancora per Bonacquisti verso Sbardella. Ora tutti i giocatori sono nella metà campo della Torres. C'è Giuseppe Nuvoli che allarga a sinistra per Russo di prima ancora per Sbardella, gira palla bene l'Arzachena, cerca lo spazio per andare in profondità, c'è l'apertura di Bonacquisti ancora per Arboleda sull'auto di destra, ancora Arboleda, Torres è costretta a rintuzzare l'attacco biancoverde, e ancora la Rosa che viene affrontato, riesce a servire ancora Bonacquisti, palla ancora per Curcio, è entrato anche Curcio, la palla per Russo in aria. È entrato anche Curcio per Sanna, ancora Bonacquisti, la palla dall'altra parte per Casini di prima intenzione, la palla al limite, la difesa della Torres può ripartire. Non c'è arrivato Nuvoli sul pallone, all'ultimo pallone di Casini che invece di tirare al volo ha preferito seguire il compagno in mezzo all'area, ma non è riuscito Nuvoli ad agganciare e dunque è riuscita la Torres a liberare dopo questa lunga e prolungata azione dell'Arzachena che ci ha descritto il nostro Roberto Ligioi. Arzachena che abbiamo visto gioca in grande velocità e spesso riesce anche a recuperare tanti palloni e a ripartire con grande velocità. Non è anche la maggior freschezza atletica perché chiaramente l'Arzachena ha almeno 15 giorni di preparazione in più della Torres, quindi diciamo nel pressing alto è sicuramente più efficace rispetto ai torresini, no? Adesso ci prova la Torres ma sbaglia Spanu che stava cercando, anzi era Pintori che cercava il compagno in mezzo all'area e può ripartire adesso Casini, sulla destra Casini, viene contrastato proprio dal giovane Spanu, ruba però ancora palla Nuvoli, la riconquista la Torres per un attimo e poi ancora Casini, quindi può ripartire la formazione di casa dai suoi difensori.
La Rosa Sbardella, ancora Casini che è un po' metronomo di questa squadra, palla sulla sinistra un po' troppo lunga forse, infatti il pallone si perde sul fondo. Si ripartirà con Tore Pinna per Pitta che gli restituisce il pallone. Pinna, palla lunga, adesso questo è difficile, viene messo giù Pitta ma non c'è fallo, forse sì, l'arbitro ferma tutto. Vediamo se ci sarà la rimessa per l'Arzachena. Sì, rimessa per l'Arzachena. Casini sulla sinistra per Buonacquisti. Bertoldi, ancora Casini, recupera palla Bertoldi. Acosta interrompe l'azione, poi c'è il fischio arbitrale per interrompere l'azione su fallo su Scioni di Nuvoli. Si riprende con Minutolo all'indietro per Pinna guarda i suoi in avanti, lancia lunghissimo, cercare Fideli di petto, prova a controllare e mantenere il pallone, riesce, viene tirato per la maglia però ci sarà calcio di punizione per la Torres. Siamo sull'out di destra, 41esimo, e siamo arrivati al 41esimo. 2-0 l'Arzachena sulla Torres, i 2 gol in 10 minuti, nei primi 10 minuti. Tra l'altro il secondo su calcio da fermo, anche il primo calcio esatto, da fermo, entrambi. il secondo da calcio d'angolo, esatto, due azioni, esatto, 2 azioni, 2 gol su palla inattiva, quindi insomma, ci sarà da lavorare per mister Cirinavi, evidentemente gli spunti servono anche a questo. Capire insomma quali sono anche i meccanismi proprio sulle palle inattive che spesso sono spina nel fianco, che possono creare situazioni ovviamente di pericolo se i meccanismi appunto non sono oliati. Il calcio moderno sappiamo che sono tra le situazioni dove la percentuale è maggiore da cui escono fuori dei gol. Esatto. Adesso c'è Russu sulla fascia sinistra per l'Arzachena, in appoggio Buonacquisti che gira centralmente per Casini, si fa vedere Arboleda a destra, Casini invece serve Vano di testa, buona la palla e c'è Sanna che da ottima posizione spara alto. Ottima manovra arzachenese, tutta di prima intenzione, con spizzicata di testa di Vano per Sanna che all'altezza del dischetto di rigore ha tirato alto. E dunque ha rischiato il terzo gol la Torres su questa azione dell'Arzachena con questo servizio di Vano che di testa lo vediamo a fianco adesso a Minutolo, sono alti uguali i 2 giocatori, insomma ha preso in consegna proprio il più alto Minutolo perché Vano è davvero un giocatore, esatto, un giocatore molto molto alto, e adesso gli si sposta però sulla sinistra a cercare il pallone, non viene servito, però invece l'azione si muove sulla destra. Arboleda che va fino in fondo, proverà il cross, subisce fallo, calcio di punizione per l'Arzachena dal lato corto dell'area alla sinistra di Tore Pinna. Vedremo chi si incarica di battere questo calcio franco quando siamo giunti al 43esimo del primo tempo. 2-0 per l'Arzachena per i gol messi a segni al sesto dalla Rosa, al 10° da Sbardella, ed è Giuseppe Nuvoli sulla palla. L'area ovviamente colma di uomini, soltanto 2 giocatori a parte Cancelli, il portiere Arzachena, sono fuori dall'area di rigore. Adesso c'è Nuvoli, l'arbitro fa rispettare la distanza regolamentare. Tore Pinna ordina la propria difesa, parte Giuseppe Nuvoli, aspettiamo il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. La pallombella e Nuvoli sotto porta, il colpo di testa, la mischia e la difesa della Torres che riesce a liberare. Si salva la Torres, cerca di ripartire con Pintori che caparbiamente recupera la palla, poi la mette centralmente, ma Russu la recupera e serve adesso qua Capitan Buonacquisti spostato sul lato di sinistra, il tocco indietro per Sbardella, avanzato ancora verso Vano che è venuto a cercare palloni giocabili, ancora poi Buonacquisti centralmente per Nuvoli ancora per Casini di prima intenzione, la palla filtra centralmente, Minuto lo spazza, recupera ancora Arboleda per Casini che veramente sta compiendo un sacco di chilometri. La palla ancora per Nuvoli, affrontato da Scioni, la palla poi recuperata ancora da Sbardella, Arzachena che manovra in scioltezza, Casini, Buonacquisti di prima da questa parte per Russu che entra in area
il cross centrale vano, controllo con il petto, il Minutolo che riesce a allontanare per un momento la palla comunque tra i piedi ancora dei giocatori dell'Arzachena, che in questi ultimi minuti del primo tempo stanno stringendo nel loro area la squadra rossoblu. Ancora Sbardella, Bertoldi, il rimpallo che lo favorisce, ancora indietro per Arboleda. Sta per scadere il primo tempo, mancano 45 secondi, Bertoldi riesce ad avere la meglio su Spano, ancora Bertoldi verso la bandierina a destra, riesce a crossare, ma per Torrepina è un gioco, ragazzi, a brancare la palla in presa e rinviare con il sinistro nella metà campo arzachenese. E la palla arriva tra i piedi tra l'altro di Lococo, pochi paroli per lui in questo primo tempo, ma riesce a tenere il controllo della palla, deve spostarsi sulla sinistra. Lococo ha 2 avversari addosso, riesce in qualche modo a servire Pintori che poi va giù, calcio di punizione. Abbiamo visto Lococo in azione, non ha avuto tante palle giocabili l'attaccante rossoblu, però l'abbiamo visto mantenere bene il controllo della palla nonostante insomma 2 avversari. Sicuramente si vede che è un uomo di esperienza, la palla la sa difendere, non era facile neanche mantenere questa palla, poi anche lungo l'auto di sinistra è riuscito in ogni caso poi a far conquistare una punizione alla Torres. Esatto, quindi ci sarà questo calcio di punizione che probabilmente chiuderà questo primo tempo. Sul pallone c'è Marco Fideli. Siamo dopo il termine di questa prima frazione. Fideli dal vertice destro dell'area prova a mettere in mezzo, palla molto forte, rasoterra, riesce a tenere il controllo. Lococo va giù, libera la difesa dell'Arzachena. Ha provato Lococo a controllare questo pallone, ma Fideli ha messo in mezzo proprio una stilettata, era davvero difficile il controllo. Intanto c'è un fallo ancora in mezzo al campo su Acosta, quindi ci sarà calcio di punizione. Siamo già oltre il 45esimo. Le 2 squadre stanno per andare negli spogliatoi, intanto si sta ancora scaldando tutta la panchina rossoblu. Sono 8 giocatori, quindi cambierà molto sicuramente nel secondo tempo mister Evan Cirinà. Anche l'Arzachena cambierà forse almeno 10 elementi, sicuramente. Adesso vediamo questo calcio di punizione, c'è Pitta sul pallone, mette in aria, vediamo chi ci arriva, ma niente da fare perché c'è un fuorigioco, poi ci prova Fideli. È finito in questo momento il primo tempo e dunque 2-0 dell'Arzachena in questi primi 45 minuti di gioco su una Torres comunque che ha fatto vedere delle buone cose, Roberto. No, sicuramente i rossoblu hanno tenuto bene il campo, la differenza di categoria di 2 categorie è evidente, non potrebbe essere altrimenti, però il buon lavoro di Cirinà già si vede, i rossoblu si cercano, non optano praticamente mai per il lancio lungo, a meno che non ci sia una situazione di grossa difficoltà difensiva e quindi si debba cambiare fronte, e quindi questo penso sia un segno molto positivo per il futuro. E allora, in attesa del secondo tempo, noi ci lasciamo per qualche minuto, ci ritroveremo tra pochissimo per seguire anche il secondo tempo di Arzachena Torres, gara amichevole di questo precampionato per la stagione 2017-2018. A tra poco.